Il comune di Burgio ha un'app per guidare i visitatori alla conoscenza dei beni culturali del paese. L'autore è Vincenzo Polizzi, uno studente di ingegneria dell'automazione al Politecnico di Milano ed esperto a titolo gratuito del sindaco di Burgio Ferrandelli per l'innovazione tecnologica. L'app è stata selezionata tra i migliori progetti al concorso Global Junior Challenge svoltosi a Roma. I progetti selezionati sono stati presentati in un workshop organizzato nelle sale del Museo Zoologico di Roma. La manifestazione è culminata con un evento svoltosi nell'aula consiliare di Roma al Campidoglio in presenza del presidente del Consiglio Comunale Marcello De Vito. Monumenta di Vincenzo Polizzi è stato l'unico progetto siciliano selezionato. Essere stati selezionati tra i più importanti progetti di questo concorso è stato un grande onore per lo studente Vincenzo Polizzi, che ha espresso le sue capacità, le sue competenze e la qualità del suo lavoro che ha realizzato per il comune di Burgio, di cui lui è il consulente del sindaco, ma al tempo stesso è stata l'opportunità per il nostro comune di dotarsi di uno strumento importante per la promozione dei beni culturali e al tempo stesso l'occasione per contribuire a promuovere le eccellenze e le grandi competenze di un giovane che oggi a Roma ha rappresentato i giovani della Sicilia. Siamo in rappresentanza del Comune di Burgio qui a Roma per presentare il progetto Monumenta, che è stato selezionato tra i finalisti del concorso Global Junior Challenge. Il progetto ha come scopo quello di valorizzare la città di Burgio, offrendo al visitatore una guida turistica in realtà aumentata. L'app si propone appunto di guidare gli utenti alla ricerca dei monumenti all'interno della città, quindi esplorare e scoprire le varie bellezze presenti nel paese.